Entrerà in funzione giovedì la nuova piattaforma web regionale per le prenotazioni delle vaccinazioni. Zaia, siamo primi in Italia per vaccini, ma non ci sono certezze sui rifornimenti di dosi. Se domani non arrivano, si blocca la campagna. Vi spieghiamo come funziona il sistema del portale web. Pochi clic entrando nella propria ULSS con il codice fiscale, tempi molto brevi. Intanto siglato l'accordo per prenotare anche con le farmacie. Ad affiancare l'online sarà anche la vaccinazione ad accesso diretto per classi d'età dopo il successo dell'esperimento di ieri nella Marca. Nuovo Vax Day il 2 aprile a Roana per la zona dell'Altopiano. Vaccinazioni, l'avvertimento dell'esperto, l'efficacia si sviluppa in almeno 10 giorni dalla seconda dose, è fondamentale mantenere le regole di sicurezza. Il dramma di Marta Novello, accoltellata esattamente una settimana fa dal quindicenne a Mogliano. La ragazza ha lasciato la terapia intensiva, trasferita in chirurgia, ora potrà parlare agli inquirenti. Straordinario intervento chirurgico a Treviso, salva bambino di 18 mesi che aveva inalato una mandorla, ora il piccolo sta bene, per lui 6 ore di intervento. Partito il cantiere di restauro degli affreschi di Giotto dell'arco d'ingresso della Cappella di Santa Caterina nella Basilica del Santo, un progetto importante atteso da tempo. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Partirà giovedì 1 aprile la nuova piattaforma regionale per la prenotazione delle vaccinazioni. Lo ha annunciato oggi a Marghera il governatore Zaia. Siamo i primi in Italia per numero di vaccini, ha detto il Presidente, ma non ci sono certezze sulle nuove consegne. Partiamo da qui. Il sistema entrerà a regime, speriamo giovedì, però siamo pronti. Tutte le home page delle ULSS avranno il link, ma ci sarà un sito. Ecco la piattaforma che da metà settimana andrà a integrare il sistema già attivo in Veneto, un modello che prende le mosse dall'esperienza di alcune ULSS e che adesso si estende a tutta la regione. La prenotazione, dice Zaia, avverrà su chiamata per classi a seconda della disponibilità di dosi, priorità ai soggetti fragili. Chiedo a tutti comprensione e pazienza, perché finché non andremo a un certo regime garantito di vaccini. Certezza dei vaccini che al momento ancora non c'è, anche per questa settimana per esempio si attendono con trepidazione le consegne promesse. Domani dovrebbero arrivare i vaccini, ma se non arrivassero noi non siamo in grado di far mercoledì, perché non abbiamo più. Siamo a numeri veramente risicati. Unica nota certa, lo sblocco del lotto AstraZeneca di Biella, sospeso 2 settimane fa, 22.000 dosi, utili comunque a coprire una giornata di immunizzazioni. Consegne che sono la base anche per replicare il Vax Day ad accesso libero organizzato con successo domenica nella Marca, in parte a Marano Vicentino. Iniziativa analoga si terrà a Roana sull'altopiano di Asiago per le classi dal 31 al 37. Il 2 di aprile, dalle 8:30 alle 20 di sera, ci sarà la mega vaccinazione al Palazzetto dello Sport. Il Veneto al momento vaccina già 34.000 persone al giorno. Nelle ultime 24 ore 74 persone vaccinate ogni 10.000. Con questo ritmo su 136 giorni vaccineremo tutti. Ma se prendiamo invece il target che ci interessa, gli over 60, che è quello che ci interessa di più, verosimilmente i 136 giorni diventano un paio di mesi. Nel pomeriggio il vertice tra regioni e il governo Draghi per definire i contenuti del nuovo DPCM. Di certo restano diversi nodi da sciogliere. Cioè, un italiano va alle Canarie, l'ho detto oggi Bernabò Bocca di Federalberghi, va alle Canarie e fa un tampone in entrata e un tampone in uscita e a posto. Da noi resta chiuso l'attività. Questo è singolare come ragionamento. E proprio su questo punto chiediamo questa sera la vostra opinione per il nostro sondaggio del lunedì, il cui esito sarà diffuso questa sera a Ring, la nostra trasmissione di prima serata. Viaggi, bloccare le vacanze anche all'estero? Se sì, il numero è quello verde, 0422 1626 691, se no il numero è quello in rosso, 0422 1626 690. La chiamata, vi ricordo, è totalmente gratuita. L'esito questa sera con Ferdinando Avarino, quindi a Ring. Ma ritorniamo a parlare di questa importante piattaforma lanciata oggi e che entrerà in funzione a partire dalla metà della settimana. Come funziona ve lo spieghiamo nel servizio.
Il sistema è intuitivo e permetterà dal 1° aprile di prenotare la propria vaccinazione o quella di un proprio caro in poco più di un minuto. La pagina sarà accessibile dal sito di ciascuna ULSS o dal portale regionale delle vaccinazioni. Una volta scelta la propria azienda sanitaria, l'utente digiterà il proprio codice fiscale. Questo consentirà al sistema di riconoscere le persone o per classe d'età o per appartenenza a una delle categorie fragili o disabili. Si aprirà quindi la slot con le possibili sedi vaccinali raggiungibili sul territorio. Si potranno poi scegliere sede, giorno e ora. La conferma arriverà via cellulare o via mail con allegata la scheda per l'anamnesi da precompilare e portare alla sede della vaccinazione. Questo per accelerare le procedure sul posto. La piattaforma dunque entrerà in funzione da giovedì, mentre da dopo Pasqua sarà attivato un call center dedicato con numero unico per le persone con difficoltà a prenotare. Cioè, se io non ho né computer né telefono, però devo prenotare, tramite il numero fisso chiamo il call center mi dà tutte le istruzioni, mi aiuta fisicamente e operativamente a completare la prenotazione. Più in generale Toniolo parla di un sistema flessibile adatto a essere utilizzato sia dal singolo che dai familiari, ma anche da comuni, associazioni di volontariato e farmacie. Proprio con queste ultime, che sono 1400 in Veneto, è stato raggiunto un accordo. Coprono tutto il territorio, anche i paesini più dispersi o comunque più disagiati, e quindi diventano un presidio fondamentale. Prenotazioni gratuite per l'utente, con i farmacisti che potranno anche assistere nella compilazione delle schede di anamnesi. Ma per essere del tutto efficaci i vaccini hanno bisogno di tempo per poter agire sul sistema immunitario. Per questo, dice l'esperto, serve mantenere comportamenti molto prudenti. Non dobbiamo farci distrarre dai vaccini, nel senso che stiamo registrando dei tassi di contagio nelle persone che si sono appena vaccinate, perché corre questa idea che appena fatto il vaccino si sia protetti. Invece occorre arrivare alla seconda dose e occorre che passino circa 7-10 giorni dalla seconda dose per essere protetti. L'avvertimento arriva da uno dei massimi esperti di epidemiologia e biostatistica in Veneto. Il vaccino, per funzionare ed essere efficace, ha bisogno di tempo. Non solo, un conto è la capacità di infettare, un'altra quella di sviluppare la malattia. Si sentono casi, non pochi, di persone che si infettano dopo essere stati vaccinati, ma perché si infettano nei giorni immediatamente dopo il vaccino. Quindi devono essere continuate. Devono essere mantenute le cautele anche dopo la seconda dose per 7-10 giorni. Più in generale, dice Guerriero, serve tempo per sviluppare se non l'immunità di gregge e quella di comunità, che si ferma al 70% del totale. Guardando ai numeri e alle prospettive aggiornate del governo, la biostatistica fissa già una data limite. L'ipotesi del governo, che lì ho segnato in blu, è quella di avere il 100% delle dosi, cioè che arrivino tutte le dosi promesse e che si sia in grado anche di aumentare la somministrazione attuale del 10%. In tal senso arriveremo alla immunità di comunità il 5 ottobre 2021. Esattamente una settimana fa, più o meno a quest'ora, l'aggressione brutale a Marta Novello a Mogliano Veneto. Oggi la giovane è uscita dalla terapia intensiva ed è stata trasferita in chirurgia al Cafoncello Treviso. Ora potrà raccontare la sua verità. Marta Novello ha fatto un nuovo passo in avanti. La ragazza, aggredita con 23 fendenti mentre stava correndo lungo via Marignana, Marocco di Mogliano, ha lasciato oggi il reparto di terapia intensiva per essere trasferita in quello di degenza ordinaria, seconda chirurgia. In questo momento lei sta avendo un decorso post-operatorio di una persona della sua età che ha avuto un intervento chirurgico, quindi le sue condizioni sono molto buone, sono molto migliorate. La decisione dopo una riunione d'equipe presieduta dal dottor Stefano Formentini, direttore dell'ospedale trevigiano. Ha reagito bene, dice Formentini, gli esami radiologici effettuati oggi sono buoni, i parametri stabili. Marta è definitivamente fuori pericolo. Rispetto ai primi giorni, insomma, anche il suo umore è decisamente migliorato. Poi in questi giorni ha potuto stare con i suoi genitori, quindi anche questo ha sicuramente favorito
l'ha fatta sicuramente stare bene, ecco. E questo significa anche che nei prossimi giorni Marta potrebbe fornire la sua versione. Che cosa è accaduto veramente quella sera del 22 marzo, una settimana fa esatta? Potrebbe confermare il movente ipotizzato dal capo d'accusa, il tentativo di rapina. L'aggressore della ragazza, il 15enne, che vive a pochi passi da casa sua, è in carcere, era stato sentito venerdì scorso. Marta invece sarà sentita dai carabinieri della compagnia di Treviso, coordinati dal maggiore Ermanno De Magistris, appena possibile, forse già domani. Questo sarà il PM a deciderlo. Ma ormai la sua prognosi è sciolta, quindi la cosa potrebbe già accadere nei prossimi giorni. La cronaca ci porta adesso a Padova, dove si sono chiariti i dettagli di un fatto tragico di cronaca. Più passano le ore e più pare non vi siano dubbi sulla tragedia che si è consumata ieri attorno alle 18 all'Hotel Milano nel cuore di Padova. Alcuni testimoni avevano assistito al precipitare di una donna dalla finestra del quinto piano dell'hotel. È di oggi la notizia data dagli inquirenti, sta indagando la squadra mobile di Padova, che ci hanno riferito come l'evento possa trattarsi di un gesto insano. La 58enne, che pare avesse un periodo personale turbolento, era di passaggio in hotel con il compagno, era partita qualche giorno fa dalla Macedonia, dove risiedeva abitualmente. Era in giro per affari del compagno ed ha approfittato dell'uscita di questo per compiere il gesto. L'ipotesi più accreditata è quindi un gesto spontaneo, tuttavia sarà l'autopsia disposta per domani dal PM di turno, dottor Roberti, a far luce su quanto accaduto. E a Marostica, nel Vicentino, questa mattina si è temuto il peggio per un anziano trovato dal figlio sotto un trattore. Paura sulle colline di Marostica, dove si è temuto il peggio per un 81enne trovato sotto un trattore nei terreni di sua proprietà. Siamo in via Carli, al confine con Pianezze. Pare che l'uomo sia stato colto da malore mentre stava passeggiando prima di pranzo. Sarebbe caduto a terra, finendo proprio sotto il mezzo agricolo. A soccorrerlo il figlio, che non lo vedeva rincasare. Era dato l'allarme. Inizialmente si è presunto che l'anziano fosse rimasto schiacciato sotto il veicolo, tanto che è arrivato anche l'elisoccorso da Treviso. I vigili del fuoco di Bassano l'hanno estratto da sotto il trattore cosciente. Per lui solo qualche botta, è stato portato al San Bassiano dall'ambulanza del SUEM 118 per tutti gli accertamenti sulle cause del malore. Sul posto anche i carabinieri. Ne abbiamo parlato all'inizio di questo telegiornale, ne ha parlato oggi Zaia nel corso della conferenza stampa. È un vero e proprio paradosso, si può andare in vacanza all'estero ma non nel proprio paese. Federalberghi Veneto denuncia questo paradosso delle attuali regole anticontagio attualmente in vigore in Italia. Difficilmente ci si è trovati di fronte ad un paradosso più evidente di quello denunciato da Federalberghi Veneto. Le norme anticontagio attualmente in vigore prevedono infatti che si possa andare in vacanza all'estero ma non in Italia. E il presidente di Federalberghi Veneto, Massimo Schiavon, chiede che il governo metta mano al più presto ad una distorsione che sta creando condizioni di concorrenza sleale all'interno del mercato del turismo europeo. Ci si può muovere per turismo in paesi anche a noi concorrenti, dal Belgio alla Croazia, alla Finlandia, alla Francia, alla Germania, alla Grecia, all'Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Romania. Si può andare ovunque in questi paesi e paradossalmente abbiamo queste restrizioni che impediscono la movimentazione. Per esempio, se lei da Padova vuole andare a Vicenza o da Verona vuole andare a Venezia non lo può fare perché non si può muovere se non per motivate ragioni di lavoro. Una situazione che procura danni ad un comparto già in crisi nonostante gli sforzi per la sicurezza sanitaria, ma si trova ad operare in un paese che con queste regole sta di fatto promuovendo il turismo all'estero. Stiamo adottando un protocollo sanitario rigidissimo, almeno nelle strutture ricettive alberghiere, approvato dal Ministero della Sanità ancora lo scorso anno, tuttora in vigore e tuttora in applicazione a garanzia della sicurezza non solo dei nostri lavoratori, ma anche dei nostri ospiti. A questo stiamo anche cercando di fare un passo in più, che è quello della vaccinazione aziendale, cioè anche di tutti i nostri lavoratori a maggiore sicurezza. Se mi chiede una data per quando noi chiediamo al governo di fare un'iniziativa su queste questioni, la data è quella di ieri, cioè siamo già assolutamente in pericolosissimo ritardo. Ma in subbuglio è anche il mondo della logistica.
Sono quasi 100.000 gli addetti in Veneto del comparto trasporto, spedizione e logistica delle merci. 1.800 le imprese artigiane con fino a 8 dipendenti e poi ci sono i colossi con migliaia di lavoratori. Ora rivendicano il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 14 mesi e le associazioni datoriali, dicono i sindacati, sono indisponibili a rinnovarlo. È una giungla però di eroi, perché nel 2020, in questi mesi del 2021, non hanno mai mancato un giorno al lavoro. È il settore che ha avuto la più bassa incidenza di ammortizzatori sociali e la più alta invece incidenza in termini anche di lavoro straordinario e di numeri di assunzioni, perché questi lavoratori hanno lavorato anche durante il mese di marzo-aprile l'anno scorso, quando tutto era fermo. Donne e uomini che hanno garantito e continuano a farlo a tutta l'economia veneta, anche quella domestica, consegne di beni di ogni tipo. Oggi sciopero dei trasporti primari, martedì si replica con quello dei beni non essenziali. Un terzo dei 100.000 occupati in Veneto sono precari. Dalle stime che noi e dai dati Istat che abbiamo ricavato, e questo è un dato che deve far paura e far riflettere anche chi governa questa regione, questo settore nel 2019, gli ultimi dati disponibili, ha occupato il 35% dei contratti è stato fatto, cioè 35.000 contratti nel Veneto abbiamo avuti a tempo determinato e somministrato. A Treviso ora per raccontarvi uno straordinario intervento chirurgico su un bambino di appena 18 mesi. Dottore, come siete intervenuti? Siamo intervenuti in anestesia generale nella sala della chirurgia pediatrica per estrarre molti frammenti di mandorla dai bronchi e dal polmone di un bambino di 18 mesi. I piccoli pezzettini di mandorla, 14 frammenti in tutto, erano finiti nei polmoni del bambino. In un primo momento la situazione non sembrava grave, poi a 24 ore dall'inalazione il piccolo ha iniziato a respirare a fatica, ad ogni respiro emetteva un fischio. Una situazione che ha reso necessario il trasferimento d'urgenza del piccolo dal nosocomio di Conegliano, dove era arrivato con la mamma, al Caffoncello, per un intervento delicatissimo durato 6 ore. La dottoressa Toppan e la dottoressa Valentina Ortolani sono state fondamentali. Come sempre l'anestesista in questi casi è fondamentale il suo apporto, perché dobbiamo respirare e dobbiamo lavorare sulle vie aeree, quindi c'è quasi una competizione fra anestesista e otorinolaringoiatra. Nell'equipe medica che ha portato a termine il delicato intervento sotto la guida del dottor Massimo Sonego, oltre alle anestesiste anche la dottoressa Monica Mantovani e il dottor Marco Stellin e un'equipe infermieristica polispecialistica. Perché un bambino di pochi mesi come questi ha delle vie aeree estremamente sottili e quindi lavorarci dentro è molto difficile. Tra l'altro bisogna usare spesso della strumentazione anche traumatica, ecco perché l'intervento è molto pericoloso, ecco perché queste situazioni vanno assolutamente evitate. Alle spalle del dottor Sonego i pannelli con centinaia di frammenti, oggetti ingeriti o inalati, estratti da adulti o bambini. Quello che non dovrebbe mai accadere, non solo cose, a tradire molti genitori possono anche essere cibi di uso comune. Mandorle, arachidi, noccioline, tutte cose pericolosissime nella prima infanzia. Per noi adesso c'è una pausa pubblicitaria, dopo. Di nuovo in studio per andare a Padova e parlare del restauro degli affreschi di Giotto all'interno della Basilica del Santo. Un restauro importante promosso dall'ente Basilica Sant'Antonio di Padova, delegazione pontificia, quello dell'arco della cappella di Santa Caterina all'interno della Basilica del Santo, che si presenta ai visitatori con i ponteggi già pronti. Si tratta di un complesso intervento di salvaguardia e di studio di un'opera di grande importanza per la storia dell'arte italiana grazie alla sua solida attribuzione a Giotto. I lavori sono eseguiti con la direzione scientifica di Giovanna Valenzano. Il restauro promosso dalla delegazione pontificia vuole proprio salvaguardare le tracce più antiche della mano di Giotto
Novecento che ha dipinto nella cappella dedicata a Santa Caterina, oggi nota col nome delle Benedizioni. L'opera era già stata restaurata agli inizi del Novecento da un pittore restauratore Cherubini, per cui il restauro di oggi si presenta anche estremamente complesso, perché da una parte deve riportare in luce quello che ancora c'è di originale, proprio perché Cherubini, che si era formato sotto la direzione di Morassi in un precedente restauro, qui invece agisce liberamente e quindi in parte proprio ridipinge anche le pitture. Il lavoro rappresenta una sinergia importante fra la delegazione pontificia, il comune di Padova e la Fondazione Cariparo, in una basilica che contiene altri lavori di Giotto. Ci sono altri 2 cicli molto importanti. Uno è straordinariamente ancora conservato, è quello della sala capitolare, e poi una recente anche scoperta, a seguito sempre di un restauro, è nella cappella della Madonna Mora. Dopo un nostro servizio della scorsa settimana e grazie anche alla risonanza del web, moltissime persone hanno deciso di fare una donazione alla Onlus Braccio di Ferro, che era finita nel mirino dei ladri. Avevo la macchina carica con le uova che avrei dovuto continuare a consegnare dopo e ho pensato di andare a fare visita alla mia bambina in cimitero. Sono scesa dalla macchina e ho fatto visita alla Lavinia. Quando sono rientrata, uscita dal cimitero, e la mia macchina era parcheggiata davanti al cancello del cimitero, proprio davanti, ho trovato la macchina vuota. Si sono portati via tutte le uova di Braccio di Ferro, tutte. Adesso io dico, chi è che può avere la sensibilità di portare via delle uova per beneficenza davanti alla porta di un cimitero? Questa è la denuncia di dolore e rabbia di Federica, una mamma di malcontenta che mentre la settimana scorsa distribuiva le uova di beneficenza della Onlus Braccio di Ferro si è fermata in cimitero per salutare la sua bambina e le hanno rubate tutte 65 dall'auto. Immediato il risalto della notizia sul web e attraverso il nostro servizio ha portato moltissime persone a fare delle donazioni all'associazione, il cui ricavato è destinato all'hospice pediatrico della Fondazione Città della Speranza di Padova. Anche i carabinieri di Mira, a cui Federica si era rivolta per denunciare il fatto, sono stati contattati da un imprenditore del posto che vuole rimanere anonimo per chiedere di fare da tramite con i volontari dell'associazione donando altre uova. Alcune saranno destinate ai donatori che le aspettavano, altre invece all'hospice, ha dichiarato la presidente Elisa Grenci. Questa raccolta fondi prosegue e permetterà di portare avanti molte progettualità, a partire dal completamento di una ristrutturazione iniziata la scorsa estate e che vedrà grazie a questa Pasqua il suo completamento. Una nuova infermeria, una stanza multimediale e una cucina accessibile a tutti. In ultima battuta vi anticipo gli ospiti di Ring questa sera con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, Alberto Villanova della Lega, Andrea Zanoni, Partito Democratico, Tommaso Razzolini, Fratelli d'Italia, Nicola Talmi, sindacalista della CGIL, Massimiliano Schiavon, presidente della Federalberghi del Veneto. Questi gli ospiti, in particolare Schiavon, con cui si parlerà ovviamente del sondaggio che stiamo lanciando questa sera. Viaggi, bloccare le vacanze anche all'estero, questi gli estremi per intervenire come sempre e dirci la vostra. Domani intanto su Antenna 3, vi ricordo anche questo, alle 11:40 la seconda puntata della rubrica Pillole di Digitale, le lezioni in TV dedicate ad anziani e disabili per imparare a usare lo smartphone e il digitale. Nuovo appuntamento poi domenica alle 13:30 sempre su Antenna 3. Adesso ci sono le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo. Arriva l'anticiclone africano sull'Italia ed è quasi estate sul nostro territorio. Ci aspettano infatti giornate molto miti per il periodo. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 30 marzo.
Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, al mattino avremo qualche foschia in pianura ma in rapido dissolvimento. Cielo sereno velato con il passare delle ore. Oltre alla stabilità atmosferica beneficeremo anche di un clima particolarmente caldo con temperature in aumento, minime tra 4 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 19 e i 24 gradi all'incirca. Nessuna novità poi se ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole vedete anche qui su tutti i settori, cielo sereno al massimo con poche nubi sparse. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime sui 19-23 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo anche qui generali condizioni di tempo stabile, non mancherà il sole, qualche addensamento ci sarà, ma sarà innocuo. Temperature minime intorno a 7-10 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.